centro diurno Il Forabosco ha ospitato la giornata conclusiva di Fil Rouge, l'iniziativa finanziata dalla Regione dell'Umbria e promossa dall'Associazione Capofila Cassiopea APS Onlus in partnership con l'Associazione Intrecciamo i Fili e con la collaborazione della Fondazione Aurap, che ha riunito genitori di adulti con DSA e gestisce il centro diurno Forabosco. Cooperativa ASAT, ASL Umbria 1 e Fattoria Didattica Azienda Agricola Gli Allori di Santa Cristina di Gubbio, esperti in ricerca di erbe spontanee e in estrazione di colori naturali per la tintura di filati e tessuti. 15 mesi nei quali i ragazzi del Forabosco hanno ampliato il loro rapporto con la natura e ricavato da essa i colori e le risorse necessarie per realizzare dei manufatti pregiati attraverso i segreti dell'arte tessile e manifatturiera. Il Covid ha chiaramente condizionato. I ragazzi sono rimasti chiusi rispetto al mondo esterno, ma le attività svolte e la costruzione di un laboratorio all'interno della struttura rappresentano gli elementi molto importanti rispetto al loro futuro lavorativo. I ragazzi si sono misurati con procedure e strumenti che hanno richiamato tradizioni antiche presenti nell'epoca preindustriale. Un'esperienza che il centro diurno Il Forabosco è pronto a ripetere con l'obiettivo di coinvolgere anche soggetti provenienti dall'esterno.